Buongiorno, Focus Bollettino Cultura Erbacea aggiornamento. Aggiornamento che oggi riguarderà la valutazione del rischio da micotossine per il mais in questa stagione e la terza generazione della piralide. Rischio da micotossine. Le condizioni climatiche particolarmente severe di questa stagione pongono un rischio da micotossine ambientale da mediamente elevato a elevato in tutte le zone del Veneto per quanto concerne sia aflatossine sia fumonisine. Quindi dobbiamo porre particolare attenzione alla gestione di questo rischio e man mano saranno dati aggiornamenti sia per l'evoluzione del rischio stesso, sia per le strategie più opportune per gestirlo e contenerlo. Quindi nei prossimi bollettini saranno dati informazioni sia per l'evoluzione del rischio, sia per le strategie migliori per la sua gestione. Certamente fin dall'inizio sappiamo che il rischio è maggiore ancora dove ci sono condizioni di stress dovute a mancata irrigazione o incompleta irrigazione oppure a forte pressione da fitofagi come la piralide, e quindi da queste situazioni dovremo partire per fare controlli e fare la successiva gestione. Per le strategie migliori e per l'aggiornamento dal rischio seguite i prossimi bollettini Cultura Erbacee o sul sito di Veneto Agricoltura www.venetoagricoltura.org bollettino Cultura Erbacee, oppure richiedendo la spedizione via mail scrivendo a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org. Terza generazione della piralide. Siamo all'inizio ormai della terza generazione della piralide, normalmente la più abbondante e che può quindi provocare dei danni su culture in piena vegetazione in questo momento, compresi gli appezzamenti a mais seminati tardi o in secondo raccolto. Man mano aggiorneremo sull'evoluzione della terza generazione, daremo indicazioni su quando fare i rilievi per capire la densità di ovature o la presenza delle prime larve. Seguite anche in questo caso quindi il bollettino Cultura Erbacee o tramite il sito o tramite le mail che possono essere spedite qualora lo si richiede all'indirizzo bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org. Alla prossima!